Ciao a tutti Piederoli, eccoci qui a fare un nuovo capitolo della campagna di Fall of the Samurai. Adesso andrò avanti un po' più spedito anche con questo progetto perché l'ho un po' trascurato ultimamente, vi chiedo scusa. Allora, questo sarà ancora con una qualità non tanto alta perché l'avevo già registrato, dal prossimo troverete una qualità migliore di video, quindi questo adesso la caricherò in 1080, però bene o male vedrete un pochettino sfocato perché ho registrato a metà prestazioni del programma di registrazione. Comunque, andiamo avanti senza perderci tanto in chiacchiere. Eravamo rimasti che praticamente nella penisola le province che mi confinavano cominciavano a essere un pochettino ostili nei nostri confronti perché erano dalla parte dello shogunato e comunque cominciavo a stare sulle balle, non si sa perché. Per cui l'obiettivo di adesso è di sedare queste monoprovince o biprovince, comunque questi clan minori, in modo tale da poter avere i confini parati per poi fare la nostra avanzata come voi avete scelto verso lo shogunato o comunque verso la terraferma. Quindi adesso gustatevi questo nuovo capitolo e vi auguro buona visione. Eccoci qua. Allora, eravamo rimasti che stavamo cercando, cioè volevamo andare ad attaccare questo clan qua praticamente, perché avevamo visto che cominciava a diventare ostile e visto che noi vogliamo andare verso l'isola centrale. Aspettate intanto che vado avanti con la navetta per perlustrare un pochettino. Qui la situazione sta migliorando, portiamoci avanti anche il nostro shishi nishi nichi cici. Allora dichiariamo guerra quindi a questo clan adesso, direi. Sì, dai, in modo tale da così almeno facciamo capire subito le nostre intenzioni. Cioè voglio andare via, ma essendo alla porta, la si ascolta, ma non la si... chiaramente. Ok, vediamo se riusciamo a attaccarlo direttamente, visto che è vuota la città. No, così almeno voglio avere comunque i confini parati dietro, perché se poi comincio ad avanzare dall'altro lato chiaramente sarebbe meglio che io sia più tranquillo. Ok, qui mettiamo a fare una cavalleria con gli ari, perché cavalleria sono messo male, non ne ho, cioè parti generali non ce le ho. Qui stiamo andando avanti a fare la ricerca, che mi toglie i costi di costruzione, mi migliora comunque l'economia. Qui non posso fare niente, direi che possiamo passare. Passiamo. Porti, fattorie ed edifici Ok, siamo d'estate. sono posizionati Praticamente... lontano dall'insediamento, Un per attimo. cui bisogna pianificare attentamente una strategia e delle guarnigioni che ne consentano la difesa. Vabbè. Comunque dicevo, l'estate ti dà come bonus che ti aumenta il reintegro dell'unità del 5%. Buono, se sei in periodo di battaglia. Allora, tanto con il Shinshinishi qua, come cacchio si chiama, vediamo un pochettino la situazione vicino alla provincia che vogliamo andare a conquistare. Ah, e andiamo subito a conquistarcela, tanto praticamente è schiacciante il rapporto. Adesso all'inizio non troverete tante battaglie perché ovviamente le prime province sono, cioè la prima parte della campagna sono province deboli contro cui combattere, quindi bisogna che vi abbiate un po' di pazienza. Intanto che abbiamo stravinto, facciamo un'occupazione pacifica. Oh, sta salendo la fama del clan. Da una parte un bene, da una parte non tanto, però per adesso ancora moderata come cosa, perché se aumenta troppo dopo gli altri clan ti rompono le balle. Mettiamo il mio Shishinichi per andare nella nuova città, tanto qui sistemiamo la fortezza. Qui possiamo costruire. Vediamo un pochettino cosa... Però mi sa che aspetto, mi tengo un po' di soldi. Allora, con la mia navettina veniamo qua, con la mia flottina di 2 navi sbucce. Proviamo a bombardare questo esercito. Non ha fatto alcun danno, mi fa piacere. Poi, cosa possiamo fare? Beh, direi che... mettiamo a reclutare una navetta, dai. Ma se no no. Cioè sono titubante se spendere i soldi, perché volevo un po' mettermi subito avanti con l'economia prima di andare avanti. Poi comunque la situazione sta cominciando a migliorare nella penisola. Abbiamo solo questi 2 clan che rompono le balle. Gli Oka, quelli contro cui sto combattendo, i Saga che sono dalla parte dell'imperatore, i Satsuma che anche loro sono dalla parte dell'imperatore. Mio onorevole amico,
con cui voglio allearmici. Nella speranza di un reciproco profitto. Loro non ne hanno la benché minima intenzione. Vabbè, allora mandiamoli a cagare. Però voglio allearmici prima o poi. Anche se mi dà molto amichevole, boh, strano. Porto avanti il porto. Cioè voglio costruire un po' per andare avanti con l'economia, ma voglio tenermi anche un po' di soldi. Ma sì, dai. Così mi apro un'altra rotta commerciale. Cosa molto buona per l'economia. E niente, direi che per questo turno siamo a posto, passiamo. Aspetta, prima però io non le guardo mai queste cose. Allora, carbone acquisto. Abbiamo preso una nuova risorsa, che qui sono molto importanti. Abbiamo incontrato un altro clan, va bene, non me ne frega niente. Vabbè. Passiamo. Ogni esercito, flotta, Ok, abbiamo finito la informazioni sugli eserciti, la ricerca. flotte e gli insediamenti rivali nelle vicinanze. Va Il bene. livello dei dettagli dipende dal tipo di agente che spia, quindi per esempio ovvio. uno shinobi ne riferirà più di un veterano straniero. Beh, grazie a cavolo, shinobi sono fatti apposta per spiare. Oh, allora, qui sto diventando tutto verde tranne questi due clan che c'ho vicino. Il Fukuzza là. Allora, vediamo un po' se posso fare qualcosa. Riproviamo ad allearmici con questi di Satsuma. Accomodatevi. Oh, Del tè e raggiungeremo un accordo prima del calar del sole. ma alleo solo con loro, perché sono quelli che stanno diventando più grandi all'interno della penisola, quindi allacciando dei buoni rapporti con loro mi garantisco comunque un po' le chiappe Dopo parate. che avremo raggiunto un accordo, ci lasceremo intrattenere. Proviamo a... no, volevo provare a farli andare contro quell'altro clan, ma probabilmente ci andrà da solo. Allora, veniamo giù col mio Shishinichi, tanto adesso riesco un po' a tenere a bada la situazione lì, per vedere come sono messi l'altra provincia di quel clan che è in guerra con me. Vabbè. Poi con la navetta veniamo qui a vedere. Là c'è l'altro clan imperiale che si sta muovendo con flotta e esercito. Saprà lui poi dove va. Qui mettiamo a fare espandiamo la parte civile di quella provincia là. Qui non ci sono truppe. Ed è comunque che questo qui mi comincia a diventare ostile, questo clan qua. I Fukuzza, che si chiama. E sono i Saga quelli che stanno andando con le loro navine, le truppe dentro. Benvenuto, nobile fratello. Cazzo sto facendo? Qui c'è già... Molto da discutere per il nostro bene. ce l'ho già l'accordo commerciale con loro. Però non mi voglio mettere... non mi celleo, perché non voglio fare troppe alleanze. Cioè ne voglio fare poche ma mirate, perché così almeno non devo scegliere dopo se se si attaccano a vicenda. Qui cominciamo a mettere cominciamo anche comunque a svilupparci militarmente, che mi dà più una modernizzazione, meno... e mi aumenta il reintegro. Cominciamo a portare la cavalleria qua, che tanto lì non serve. Qui sta andando bene, adesso voi la vedete un po' coperta, ma mi dispiace, non so come fare, perché se proprio vi dà fastidio tolgo la webcam, ma quella parte là in alto non ne ho bisogno. Cioè ditemelo se vi dà proprio così fastidio la parte in alto a sinistra. Se volete tolgo tutta la parte lì del samurai con il logo, però vabbè, comunque passiamo intanto. Fatemi sapere comunque, insomma. Ok, qui, allora, siamo a un nuovo turno, ho sbagliato, non ho messo il cambio di scena, scusate. Allora, veniamo giù col mio Shinshinishi, vediamo un pochettino qua come siamo messi, questi sono messi abbastanza male. Adesso con lui non posso fare nulla. Ah, posso assassinare. Adesso vediamo se mi conviene, perché se mi riesce come assassino mi porto su dopo la truppa. Mi porto su la gente come esperienza. Allora, vediamo un po' qui cosa posso fare. Allora, questo mi dà... facciamo questo. Che mi dava modernizzazione. E poi... perché ho bisogno di sviluppare la modernizzazione, perché sennò dopo, finite quelle 3 ricerche in alto, dopo non posso più andare avanti. Quindi devo completare.
Portiamo dentro le cavallerie, dentro, cioè, cominciamo un po' a completare un po' l'esercito, perché un esercito senza cavallerie è un po' così. Passiamo. Ok, allora. Adesso direi che possiamo provare. Intanto veniamo. Ah, qua. Ah, ha fatto una navina. Vediamo un po' di andare ad attaccare. Prima guardiamo un po' di che cosa si tratta. Siamo 2 contro 1, ma lui c'ha. Solo con quella nave lì c'ha il doppio del doppio dei miei uomini. Mi sa che, infatti, adesso qui non avevo registrato, però ho battuto in ritirata. Mi potenzio prima, perché rischio di perderla. Intanto assassiniamo. Perché comunque io avendo 2 navi, però una è sfigata, 3 cannonate va già in fuga, l'altra non può competere a lungo. Nemico assassinato, buono. Io ho tolto anche un generale. Mi sono mi ha anche salito la gente, buono. Comunque adesso per quella nave là mi aumento un po' la flotta, mi faccio un po' di nave anche perché voglio avere il controllo del mare adesso. Allora, andiamo avanti. Prima l'avevo messo lo volevo far diventare un assassino questo agente. Quindi adesso mi tengo il punto che lo uso poi quando mi sale di livello un'altra volta, che vado a mettere la spunta nell'assassino, sempre. Perché li voglio un po' specializzare gli agenti. Passiamo intanto. Perché adesso ne farò di più, mano a mano. Ok, qua mi chiede. Cioè, io adesso la popolazione è già felice, quindi non ho bisogno di spendere 2000 per. Cioè 2000 è tanto. Nave costruita. Però anche questa qui è una nave abbastanza debole. Perché ancora non ho sbloccato le navi più forti. Cioè, comunque costa un botto fare una nave come quella lì. Però direi che adesso se ne faccio un'altra dopo riesco a gestirla. Questa costa più di 1700. Però lo facciamo. Dopo aver finito questa, se rimane ancora lì quella nave lì, l'attacco e dovrei vincere tranquillamente. Ok. Vediamo un po' com'è la situazione diplomatica. Qua ci sono i Tosa che le stanno buscando. Prima avevano 2 province, adesso sono tornate. È sempre una buona giornata quando gli amici vengono a parlare. Perché non volete adesso fare commercio con me? Siamo dalla stessa parte? No, non ne vogliono. Però comunque avevano 2 province, quindi le stanno buscando da un clan dell'isolotto dove c'erano i Chosokabe. Izozuma, siamo già. Proviamo a fare il transito militare. E dopo che avremo raggiunto un accordo, ci lasceremo intrattenere da altri piaceri. Oh, buono. Così almeno se lo devo aiutare posso andare nelle sue terre. Poi direi basta. Ok. Direi che non c'è nient'altro da fare. Magari potrei portarmi su il mio Shishinichi qua, che qui non mi serve più, tanto ho già visto com'è la situazione. Lo portiamo su. Lo riportiamo qua nella nostra provincia appena catturata, che mi dà una mano a convertire la popolazione, perché prima era dalla parte dello shogunato. E quindi direi basta. Passiamo. E questi sono turni un po' veloci perché non ho molto da fare. Meglio le infrastrutture commerciali in Tanto c'è quella nave là che mi continua a bombardare. Gli uffici di specializzazione della provincia e i porti aumenteremo il volume d'affari. Talvolta sarà necessario. No, generali adesso non mi servono. Tecnologie o acquisire alcune risorse perché ciò accada. Seleziona l'insediamento L'autunno e passa il mouse mi riduce il guadagno da parte delle produzioni agricole. Chiaramente l'autunno non è una buona stagione per coltivare, per cui no, ho fatto molto bene da questo lato qua. La nuova campagna di Shogun. Qui ancora è messa male a livello di. Cioè la gente è ancora dalla parte un po' dello shogunato. Ve lo dico io anche se non lo vedevate. Allora, qui direi che possiamo, cioè voglio finire la guerra contro quel clan là, perché così almeno mi va via anche quella nave. Qui se vado via la situazione è comunque gestibile ancora, col fatto che ci ho messo il Shishinichi.
E quindi adesso mi porto questo esercito, me lo porto qua al confine. Vale. Qua c'è ancora una nave, devo aspettare ancora un paio di turni prima di poterla... prima di avere anche l'altra per potermi liberare lì da quella cacchio di nave che mi continua a bombardare. Poi direi che posso costruire qualcosa. Sì, qua c'ho uno slot libero. Direi che mi posso costruire. Lo aspetto. Ho deciso se tenermi i soldi. Oh, con questo mi sblocco le cavallerie con sciabola, la fanteria di linea più forte, mi dà la modernizzazione, buono, dai, allora faccio questo. Mi sblocco delle unità a corpo contro, cioè la fanteria, la cavalleria con sciabola che sono molto buoni. Tanto passo e direi che comunque per questo capitolo è tutto. Buono, spero vi sia piaciuto comunque come capitolo, non è stato pieno d'azione, ma come vi ho già detto durante il capitolo, cioè, sapete adesso all'inizio non ci sono dei grandi eserciti, quindi bisogna che abbiate un po' di pazienza, poi più avanti quando ci si scontrerà con altri clan abbastanza potenti, allora vedrete delle belle battaglie. Quindi vi ringrazio comunque per la visione, spero di non avervi comunque deluso come capitolo, fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre con commenti eccetera, sia negativi che positivi, che alla fine poi siete costruttivi per me, cioè sono costruttivi i commenti, non voi scusate, per cui vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti piaderoli.